Coperte e piumini, teli antipioggia, la prima notte degli studenti universitari in tenda fuori dall'università a Padova come in altre 7 città italiane universitarie, da Milano a Firenze, da Roma a Bologna. La protesta contro il caro affitti durerà ad oltranza, dentro le tende i volti e le storie degli studenti fuori sede. Io vengo dalla Liguria e pago più di 300 euro di affitto, tra l'altro casa trovata dopo lunghe ricerche, dopo 2 truffe subite, una mi ha fatto anche perdere un sacco di soldi. Da dove venite? Io dalla Puglia. Io dal Piemonte. Quanto pagate d'affitto? D'affitto il primo anno pagavo 3,80 per una doppia. E adesso hai trovato qualcosa? Adesso ho trovato qualcosa di più fattibile, pago 2,50. Io pago 5,30 per una singola. Sono molto in centro, però l'appartamento è discretamente orribile. Siamo 3 ragazze con un bagno solo, bagno cieco. Il sindacato studentesco UDU ha scritto alla ministra Bernini e ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo presso il Ministero dell'Università per trovare soluzioni alla crisi abitativa. Noi abbiamo un obiettivo chiaro e preciso, tutto quello che riguarda la residenzialità e l'abitare è una questione prettamente regionale, dunque chiediamo un tavolo alla regione, chiediamo un confronto aperto, noi che siamo rappresentanti all'interno delle università, affinché si possa trovare una soluzione nell'immediato. Studenti che hanno ricevuto la solidarietà del sindaco di Padova Giordani. In mattinata sono arrivati anche il segretario nazionale della FIOM e il segretario padovano della CGIL. Con l'inflazione che c'è, poter pagare i mutui, gli affitti e il potere d'acquisto è, come dire, messo in grossa discussione, e sono questi i punti su cui bisogna contrattare con le imprese, con il governo e le istituzioni per poter migliorare la condizione di vita delle persone. Il problema è che ad oggi tavoli negoziali non ce ne sono. Qui c'è una doppia penalizzazione, si colpisce il diritto all'abitare e si colpisce il diritto allo studio, perché chi non può permettersi deve rinunciare, penso a tanti fuorisede, e deve andare via. È chiaro che di fronte a questo ci vogliono scelte, un governo politico che non arriva, bisogna dare risposte a partire dalla regione. Perché il diritto allo studio è anche diritto alla casa e nonostante l'allerta meteo prevista per le prossime ore, continuerà con una staffetta di ragazzi la mobilitazione in attesa di ricevere un invito a discutere dalle istituzioni. Speriamo ci sarà un incontro con la rettrice, sì, al momento non c'è ancora stato. Ci auguriamo che ci sia, insomma, un incontro di qualunque tipo.